Genesi, capitolo 10. E discendenti dei figli di Noè. Che sei discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, che facettero nascere assai figli dopo diluvio. E i figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech e Tiras. E figli di Javan, Ashkenaz, Rifat e Togarma. A tutti questi nascettero tutti quei popoli che stanno sparpagliati fra tutte le isole in terra loro. Ognuno parlava una lingua sua in quelle nazioni. E figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan. E figli di Etiopia, Seba, Avila, Sapta, Rama e Sapteca. E figli di Rama, Saba e Dedan. Etiopia sgravava in Nimrod, che cominciò a essere assai potente in coppa terra. Chi era assai capace di rindare caccia innanzi al Signore, e proprio per questo si dice ancora oggi, come a Nimrod, cacciatore assai capace innanzi al Signore. Chiste si costruette un regno rindare la città di Babele, Uruch, Akkad e Calne, rindo paese e Senar. Ainda che la terra si anietta Assur e costruette la città in Ninive, Recobot, Ir, Calach, Resen, Enfraninime e Calach, che era una città assai rossa. Egitto sgravava a gente di Lut, Anam, Lab, Naftuch, Patros, Casluch e Caftor. A due scelte nei Filistei. Canaan sgravava Sidone, che era il primo nato e Chet, poi Gebusea, l'Amorrei, il Gergesei, l'Evei, l'Archite e il Sinei, l'Arvadite, le Semarrite e l'Amatite. Dopo parecchio tempo si sparpagliava nelle famiglie dei Cananei. O lem delle Cananei aveva Sidone in zina a Gaza, in coppa via Gerar, in coppa via Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboi, zina città Elesa. Queste furono tutte figlie di Cam, a seconda delle famiglie loro e tutte le lingue loro, in quella terra loro in fra tutti i popoli. Pure Sem, che era il padre dei figli Eber, era il frate più russo e Jafet, nascette la discendenza assai rossa. E figli di Sem sono Elam, Assur, Arpxad, Lud e Aram. E figli Aram, Uz, Kul, Geder e Mas. Arpaxad sgravava Selach e Selach nascette Aber. Aber nascettero due figli, uno si chiamava Peleg, perché quando nascette chissà tutta la terra fu spartuta, hanno fratello suo che si chiamava Joktan. Joktan sgravava Almodat, Selef, Asarmavet, Yerach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono i figli di Joktan, chi saluggiavano di coppe e monte e lavanda, ainda mesi in zina a Sefar. Questi furono i figli di Sem, secondo le famiglie loro e le lingue loro, in te terra loro, secondo i popoli loro. Queste furono tutte le famiglie dei figli di Noè, secondo la discendenza loro, in te popoli loro. A tutte queste si sparpagliavano i popoli, coppa faccia la terra, roppa o diluvio.